Ciao, oggi Valgrande è in trasferta. Mi trovo sui Colli Ogani presso la cantina Maeli. Sono in compagnia di Elisa. Inizieremo con le nostre degustazioni sapori d'autunno. Faremo proprio un abbinamento con il nostro menù e i cibi e i vini Maeli. Inizieremo con un antipasto, una zucca in saor e poi una polenta macinata a pietra con un petto d'oca affumicato. Tra i primi un riso del Delta, varietà Carnaroli, e dei tortelloni con un ripieno di radicchio di chioggia e noci del Polesine. Poi come secondi uno stinco di maiale e dei funghi shiitake con una casatella trevigiana. Chiuderemo con i dolci, con i saletti veneziani e delle patate americane, visto la stagione. Elisa, se vuoi abbinare i vini, prego. Un piacere, anzitutto è un menù che si appoggia alla tradizione, ma ci sono anche delle rivisitazioni, come la presenza di questo fungo che si chiama shiitake, quindi quello devo dire che fungo mi ha della messo vita. un attimo, mi ha fatto pensare un pochino, ma io ho deciso di partire in quarta con due versioni meno tradizionali di moscato giallo, quindi il nostro di lì e poi subito il di là. Chiaramente vogliamo anche un po' giocare con questo menù. Di lì è un moscato giallo 100% che viene imbottigliato con i propri lieviti, rifermenta in bottiglia e secondo l'antico metodo ancestrale. Di là è ancora una bollicina, metodo classico, sempre moscato giallo 100% che fa sui lieviti 22 mesi, quindi insomma c'è un discreto affinamento. Per lo stinco invece ritorniamo un po' nella zona comfort con due vini a denominazione controllata e garantita, quindi il fior d'arancio nella versione ferma secca ma affinata, perché l'annata 2015, quindi c'è veramente una storia dietro questo vino, e poi ancora il fior d'arancio nella veste più conosciuta, quella di spumante dolce, che è proprio anche la nostra bandiera, diciamo così, dei Colli Ogani, per chiudere in bellezza. Vi aspettiamo sabato 19 ottobre alle ore 20:30 presso l'azienda agrituristica Valgrande. Prenotazioni tramite Facebook o sul nostro sito. Vi aspettiamo. Ciao.